Un Veneto che ha il record di voti leghisti, il PD ottiene comunque un risultato simile a quello nazionale. Come giudica quello che è successo? Beh, noi tutto sommato rispetto anche al voto dell'anno scorso aumentiamo di 2 punti percentuali, quindi da questo punto di vista possiamo anche ritenerci tutto sommato soddisfatti. Poi in maniera più generale nei prossimi giorni bisognerà fare un'analisi, perché obiettivamente abbiamo anche di fronte una Lega che va al 50%. E quindi in Veneto questo cosa significa secondo lei? Significa che tutto sommato noi, soprattutto nei centri urbani, abbiamo un discreto consenso, però man mano ci si allontana dal centro urbano, aumenta in maniera vertiginosa il voto alla Lega e scendiamo noi, pur tenendo e pur riconoscendo anche che diventiamo in maniera strutturale il secondo partito in Italia e del Veneto. Si apre tutta una questione adesso sul futuro di questo governo e una ipotesi anche di alleanze che finora non sono state sperimentate, tipo quella se il governo cadesse tra Movimento 5 Stelle e PD. La considera attendibile? Io penso che dopo questo risultato in realtà si siano solo cambiati i pesi all'interno del governo stesso, nel senso che si è totalmente ribaltata la posizione, la Lega è dominante, il Movimento 5 Stelle deve decidere al proprio interno se vuole traghettare, tragugiare veleno interno e però rimanere attaccato al potere, oppure staccare la spina. Nel caso il governo cadesse, il Movimento 5 Stelle nell'ultima campagna elettorale è stato molto più vicino ai temi della sinistra. Sì, ma un conto è stare vicino ai temi, un conto è considerare che poi ci sia una maggioranza all'interno del Parlamento. Zingaretti ha fatto tutto giusto, è sceso in campo da pochi mesi. Tutto sommato gli va riconosciuto che l'unità di intenti e la nostra unità interna, anche se in certi momenti dovremmo essere ancora più, consolidarla ancora di più, ci ha permesso di avere un risultato che ci fa rimanere assolutamente vivi quando ci davano già per morti e sepolti, e che, ripartendo da alcuni temi, ripartendo dal fatto che di fatto diventiamo l'unica alternativa alla Lega, ci rimette in campo. Che ruolo avrà l'Italia in questa Europa? Si discute molto anche della formazione che avranno le alleanze europee. Questo è proprio chiarissimo. Qui hanno vinto forze sovraniste che in Europa sono minoranze, e continuerà a governare l'Unione Europea una coalizione di ampio raggio. È chiaro che comunque l'Unione Europea deve tener conto di un risultato che in Italia, in Francia e in altri paesi mette al centro i temi portati avanti dai sovranisti.